perché per il resto gli animali che vivono in libertà come a Monte Urbino, e quindi non sono animali che sono tenuti ad attività intensiva come i polli o altri, lì non li hanno soppressi, hanno aspettato un periodo di quarantena e li hanno salvati, ed è quello che dovranno fare adesso, perché da quanto ci risulta faranno così. Grazie a chi ha avuto la forza, il coraggio, davvero ci vuole, grazie a tutti quanti. Noi adesso, siccome non vogliamo fare sconti a nessuno, così come, siccome c'è da parlare di Cagliari, c'è di parlare della Cagliari che vogliamo, dell'area metropolitana che vorremmo vedere migliore, così come avevamo fatto allora sul taglio delle piante, che noi abbiamo definito un taglio indiscriminato. Le tagliavano tanto che se diventavano come dei pali telegrafici, non so se avete visto. E allora lì, in quell'occasione, quando abbiamo salvato le piante di Viale Trieste, le abbiamo abbracciate, abbiamo bloccato i lavori e speriamo che non riprendano, allora in quell'occasione avevamo bandito un premio, avevamo bandito un trofeo e l'abbiavamo chiamato trofeo premio sindaco motosega dell'anno, e il sindaco Truzzu l'aveva vinto a pieni voti. Oggi siete pronti con le foto? Siete pronti? Oggi c'è un secondo trofeo.